Ma ciao a tutti amici, da Napoli l'87. Allora, prima di iniziare con il post partita di Napoli-Cagliari a freddo, ragazzi, perché c'è stato lo sfogo nel video precedente, volevo fare i miei complimenti all'Inter per il 19° scudetto meritatissimo. Niente, parliamo della partita. Diciamo il Cagliari questa partita, questo pareggio l'ha meritato con noi ragazzi, perché il Cagliari ci ha creduto fino all'ultimo secondo, come avevo detto anche in live, il Cagliari non molla fino all'ultimo, come ha fatto col Parma, che il Cagliari ha rimontato per 4-3 nei minuti finali. Il Cagliari è una squadra che gioca fino all'ultimo secondo, e così bisogna fare, non è che bisogna smettere di giocare come ha fatto il nostro Napoli, e non è la prima volta. L'ha fatto con il Sassuolo al Mapei, l'ha fatto oggi con il Cagliari, e sono già, se va a vedere, sono già 4 punti persi, 2 con il Cagliari e 2 con il Sassuolo, e sono pesanti per la corsa Champions League. Riguardo la partita contro il Cagliari, ragazzi, abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, siglato il gol con Osimhen, grande gol di Osimhen su un pallone filtrante del nostro capitano Insigne. Bene, fino a lì il Napoli ha creato anche tante palle gol, però non ha saputo concretizzare. Dall'altra parte il Cagliari non è stato a guardare a noi, ha preso 2 legni, uno con Pavoletti e un altro con Nandez, anche con le deviazioni di Meret, che ha fatto degli interventi importanti oggi per tenerci sul risultato dell'1-0. Nel secondo tempo cosa succede? Che Osimhen fa il gol, e su quell'episodio lì del gol di Osimhen, ragazzi, è regolare, siamo obiettivi. L'ha sfiorato a Godin, non c'è niente, ragazzi, non c'è un fallo, non c'è punizione. Si è proprio buttato a terra appena ha sentito tocco, proprio è stata furbizia quella. E l'arbitro può fischiare, ragazzi, quello era un gol regolare, però non attacchiamoci all'episodio, ragazzi. Il Napoli doveva continuare a fare la partita, perché qualora l'arbitro ti fischia il gol sul 2-0 potevi quasi sicuramente portarla a casa. A questo punto il gol non te l'ha dato, devi continuare a fare la tua partita e a cercare di fare il secondo gol, non divorarti i gol come hai fatto nel secondo tempo, prendendo una traversa. Quella diciamo è stata sfortuna sulla traversa di Demme, perché ha fatto un tiro da lontano, una cannonata dove si pianta sulla traversa, e poi gli altri te li sei mangiati. Quello di Insigne, mi viene da dire, dove Zelinski l'ha liberata al tiro, il colpo di testa di Osimhen, qualche altra palla gol di Osimhen avanti la porta, non l'ha saputo sfruttare. Dall'altra parte il Cagliari ci ha provato, ti ha schiacciato nei minuti finali cercando il pareggio, e il Napoli mi ha dato l'impressione che quando il Cagliari si è proposto tutti in avanti buttando Cerri per pareggiare la partita, lo stesso Simeone, il Cagliari ha provato in tutti i modi a pareggiare la partita e il Napoli ha avuto paura. Ho visto un Napoli che buttava la palla fuori, in avanti, non gestiva, non ha saputo gestire il pallone. E alla fine il Cagliari ha meritato questo pareggio, perché ci ha creduto e ci ha provato fino all'ultimo. Invece il Napoli si è fatto sotto e il gol alla fine è stato meritato. Il pareggio è stato meritato da parte del Cagliari, ragazzi. La colpa io la do a Yusai, non a Meret, perché Yusai si è perso Nandez nell'inserimento, si è fatto bruciare e Nandez l'ha spinta dentro. Ragazzi, non diamo le colpe al portiere, che anzi oggi a Meret lo dobbiamo fare santo, perché il pareggio lo potevano far prima il Cagliari, prima con Nandez, come vuol dire, prima con Pavoletti e poi con Nandez, e non ci sono riusciti. Poi c'è stato il possibile 2-0 dove secondo me andava convalidato quel gol, però non l'hanno fatto, e allora tu dovevi continuare a fare la tua partita e nel finale dovevi gestire il vantaggio. Se non sei riuscito a raddoppiare il risultato, dovevi saper gestire la partita, cosa che non hai saputo fare, e il Cagliari ti ha messo alle corde e l'ha pareggiata. Se andiamo a sommare anche cosa ha fatto il Cagliari e come ha giocato il secondo tempo, alla fine dei conti il pareggio ci può stare, ragazzi, ci può benissimo stare. E niente, fatemi sapere la vostra, cosa ne pensate nei commenti, lasciando un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale di Napoli l'87, che non vi costa niente. Vi dovete solo cliccare su iscriviti, se è iscritto, se è un nuovo iscritto, cioè non è che mi paga chissà cosa, mi fanno un bonifico, capite?
Bene per il Cagliari che si salva, allunga per la zona salvezza e questo mi fa piacere. Ma oggi noi ragazzi dovevamo vincere, visto che l'Atalanta pareggia a Sassuolo, visto che il Milan ha vinto, la Lazio ha vinto e c'è una partita in meno, ci richiappa, ragazzi, va a pari punti con noi, mannaggia la Marosa. E la Juventus la vince 2-1, la vince, ragazzi, nel finale con Cristiano Ronaldo. E vabbè, giornata storta per noi, ragazzi. E con questo è tutto. Buonanotte a tutti, amici. Da Napoli 87, come sempre, voglio. Forza Napolès.